Grazie ai gol di Lepore e Coco che hanno risposto alla rete del Codrongianus, l'Anurese ha espugnato con il risultato di 2-1 il difficile campo della squadra sassarese che naviga nelle posizioni di vertice del campionato di promozione. Una vittoria alla 17ª della stagione che consente ai verdi-azzurri di portarsi a 14 punti di vantaggio dal Valledoria, battuto in casa dalla Dorgalese di Franco De Solis col punteggio di 3-1. La formazione allenata da Gianni Coccone ha sempre più le mani sul campionato. Un vantaggio di 14 lunghezze a 8 giornate dalla fine sa tanto di ipoteca definitiva sul primo posto che vale l'accesso in eccellenza. Domenica prossima arriva al Froghieri il Valledoria. Per i sassaresi si tratta dell'ultima occasione per tentare di accorciare le distanze dalla Nuorese. In caso di vittoria dei verdi-azzurri invece si potrà già stappare lo spumante per il prossimo approdo in eccellenza, perché la matematica vittoria del campionato potrebbe arrivare prestissimo, forse anche nelle 2 gare successive. Tornando alla sfida di Codrongianus, la Nuorese ha dimostrato tutta la sua forza e compattezza contro una squadra che può essere considerata una delle rivelazioni del torneo. I padroni di casa hanno cercato di contrastare Coco e compagni, ma la squadra verde-azzurra si è dimostrata di un'altra categoria. Il rientro in campo di Daniele Corsi e di Stanislao Lepore ha dato un altro spessore alla squadra. La prestazione contro i giallorossi sassaresi ha confermato che la battuta d'arresto contro l'Ilva Maddalena è stato un episodio sporadico. La Nuorese ha ripreso a vincere e questa è la notizia più importante. Adesso i verdi-azzurri hanno una settimana di tempo per preparare al meglio la sfida decisiva della stagione. Il Valledoria, nonostante la sconfitta con la Dorgalese, rimane una squadra temibile in grado di vincere contro chiunque. Il 4-0 rifilato dalla Nuorese all'andata va dimenticato. I sassaresi arriveranno a Nuoro col coltello tra i denti, consci di avere l'ultima chance per fermare la corsa dei verdi-azzurri, ma troveranno senz'altro una Nuorese decisa a chiudere i conti definitivamente.